Amici di Sportiseri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara valevole per il campionato di eccellenza che vede scendere in campo Bagheria e Montelepre. Qui in diretta dallo stadio comunale di Bagheria, purtroppo è brutto dire, ma senza tifo, una gara a porte chiuse, senza i propri tifosi, senza i propri beniamini, è chiaro che perda tanto. Però fortunatamente diamo anche la possibilità di far vedere a tutti, anche a casa con un semplice smartphone o comunque con il computer, la partita che oggi vede scendere in campo due formazioni come Bagheria e Montelepre che sono separate soltanto da 3 punti in classifica. Ottavo posto per il Bagheria, 13° invece per il Montelepre in questo 26 ottobre. Insomma, si giocano questi 3 punti fondamentali per i propri obiettivi. Nel frattempo foto di rito per il Bagheria che sta immortalando questo momento. Noi, prima di darvi le statistiche, solitamente vi presentiamo durante tutte le gare, cercheremo innanzitutto di partire da quella che è la formazione ufficiale ambo i lati. Nel frattempo credo che valga la pena chiaramente andare a specificare come ci sia stato un cambio di panchina per il Montelepre con l'arrivo di mister Corrado Mutolo, un allenatore che è veramente fatto sempre tanto tanto bene in eccellenza, un allenatore che arriva dopo tanti anni passati alla Parmon Valle, adesso invece in questa nuova avventura. Poi ha avuto anche altre esperienze nel mezzo, però quella con la Parmonval sicuramente è quella che va sottolineata maggiormente. Noi intanto, come sempre, vi ricordiamo che il cronometro inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo tocco della partita con Ordonez sul punto di battuta. Vediamo dietro di lui Raimondo Lucera, c'è anche Scalisi. Adesso vi diremo anche le formazioni ufficiali del match, lo diremo probabilmente dopo il fischio del signor Roberto Patrizio della sezione di Palermo insieme ai colleghi. Intanto inizia anche il match, quindi con il primo tocco del Montelepre, no, del Bagheria, che subito imposta dal basso. Pallone subito in verticale, cercare Claudio Velardi che fa subito a sportellate con il suo avversario, poi lo Presti torna direttamente da Cannizzaro che senza badare allo stile direttamente fa sulle punte. Poi Cerniglia, ex Misilmeri, dialoga con il compagno, riceve ancora il pallone. Scorso anno una grande annata al Misilmeri per lui. Bertella cerca Alves da Silva, poi Bertella cross al centro, palla che passa e quasi non arriva da quinto a quinto. Il tentativo del Montelepre con il Bagheria che riparte, va giù Giglio ed è calcio di punizione. Ma è subito una gara molto molto divertente. Dopo 56 secondi abbiamo subito avuto un'occasione da gol per il Montelepre, che però in questo campionato risulta essere il peggior attacco di questo campionato, e questa è sicuramente una notizia che vale la pena trattare, perché mister Mutolo dovrà intervenire proprio sull'attacco, ma per quello che è stato visto effettivamente qualcosa già c'è stato, e dunque non possiamo che dire che l'attacco possa essere anche migliorato. Lo vedremo poi chiaramente al triplice fischio. Nel frattempo si complica tanto la vita, ma rimane giù il giocatore del Montelepre. Una brutta botta, Cernia si lamenta un po'. Parla anche soprattutto capitano Salvatore Florio, classe 2002. È rimasto giù Claudio Velardi. Tutto ok, però fortunatamente per lui un po' di tosse, più un colpo probabilmente ha ricevuto nella bocca dello stomaco, però. Tanto da sottolineare anche la posizione di Cerniglia, che lo vedete come centrocampista di inserimento, come mezzala, ma quasi come trequartista di destra, perché al momento è Velardi a fare la punta, Alves Santos invece a essere un po' il trequartista di sinistra, con Cerniglia che invece fa quasi il trequartista di destra, però in fase offensiva, in fase difensiva fa praticamente la mezzala, che poi è quello che è il suo ruolo. Intanto Florio per Spampinato, bella la sua giocata, poi il rilancio difensivo per la velocità di Raimondo Lucera, che lo prende adesso, lo tiene anche in campo. Lucera finta con la sua bella giocata, Lucera punta la difesa, Lucera scatenato, viene fermato, triplicato addirittura con poi Cerniglia che serve Velardi. Adesso si riparte in contropiede e qui non sbaglia nulla Lo Presti, che ancora una volta si affida
a Francesco Cannizzaro. Diamo anche contezza delle formazioni: Cannizzaro con la maglia numero 1, con la 2 Lupresti, con la 3 Cristian Costa, con la 4 Petrullo, 5 e 6 Florio e Spampinato. Lorenzo Ballariano invece con la maglia numero 7, poi Mattia Salvatore Scalisi con la casacca numero 8, poi Ordonez con la 9, e Lucera con la 10 e Gio con la 11. Questa sicuramente è un'informazione da dare, che Ordonez comunque ha realizzato 3 gol in questo campionato, è sicuramente uno dei giocatori da tenere maggiormente d'occhio, e ha segnato insieme al compagno Lorenzo Ballariano, che oggi indossa la maglia numero 7, nella partita vinta con il Cus, una partita fondamentale per quello che è l'obiettivo delle Bagheria, una trasferta difficile su un campo complicato come quello del Cus, che veniva anche da una vittoria contro la Folgore Calcio Castelvetrano, e lì chiaramente ha aiutato tanto quella vittoria, perché ha dato morale e ha dato soprattutto dei punti importanti, perché adesso il Bagheria è comunque al 9° posto e forse fatica un po' dal punto di vista difensivo, perché al momento sono 11 gol subiti, la terza peggiore difesa, però al netto dei gol subiti ci sono anche dei dati offensivi che non sono comunque negativi e che chiaramente possono far presagire anche a mister Tomasello delle buone notizie. Nel frattempo, bella quella giocata, forse un po' spinto Dalves, poi lo scontro con Petrullo che è rimasto giù di testa, il controllo di Alves, poi lotta e va anche giù Ordonez, si conquista questo calcio di punizione. Vediamo chi batte, perché potremmo vedere anche il rilancio di Spampinato, che in precedenza ha fatto un bel rilancio, di ipotizzare una sua sventagliata non è impossibile, però al momento sembra andare Petrullo, classe 2001. Costa lascia lì il pallone a Raimondo Lucera, che cerca invece lui il rilancio in mezzo con un'uscita forse non perfetta da parte di Valerio Chimento, che in questo caso non è stato perfetto, e sarà dunque calcio d'angolo con Raffaele Gio che si va a prendere il pallone, però si avvicina anche Lucera e chissà che non sia forse uno schema, anzi no, lascia direttamente a lui. Salgono un po' tutte le torri, rimane invece dietro Ballariano, rimane dietro anche Ordonez, rimane dietro anche Lopresti, che invece aiuteranno in fase difensiva. Cross dentro, allontana poi con la testa Alves, Ballariano pressato un po', si torna direttamente da Cannizzaro. Oggi c'è anche un altro grande ex della partita, si tratta di Aldo Perricone, lui che lo scorso anno ha giocato qui e ha vinto qui soprattutto, riuscendo ad approdare dal capitolo di promozione al capitolo di eccellenza, e qui chiaramente è ben ricordato per le sue gesta, anche 5 gol lo scorso anno tra l'altro. Bertella intanto, Cerniglia, non è che viene allontanato da Petrullo, che ha aiutato in questo caso Scalisi, che sembrava un po' in difficoltà su questa avanzata delle Montelepre, quindi Bertella con le mani, Cerniglia un po' si allontana. Nel frattempo c'è un altro pallone in campo, Ballariano lo getta fuori, credo, sì, lo dà anzi direttamente al compagno Cannizzaro, però si riparte con le mani con Bertella, che però viene detto di andare un po' più indietro. Si fa vedere Alves da Silva, ma Bertella va a lungo a cercare Claudio Velardi, che non riesce a spizzare di testa. Poi Florio con Cannizzaro, che invece va a prendere questo pallone. Florio, Costa, lo spazio a sinistra per poter attaccare, sterzata, va in avanti col destro, Ordonez cerca una sponda che riesce, poi di testa Bertella e palla direttamente in rimessa laterale quando sono passati 7 minuti di gioco. Una gara comunque vivace, con due squadre che si stanno studiando al momento, però credo che tra non molto cominceranno anche ad attaccare un po' di più. Florio si ritorna dietro dalle parti di Cannizzaro. Nel frattempo Spampinato fa cenno di servire Lopresti, però il portiere ancora sta un attimo cincischiando un po', e qui rischia tanto perché questa palla è complicata, ma Ballariano ne esce
da campione fuori, poi il rilancio su Lucera che cerca di prendere il pallone, salta il 10, poi Ordonez lotta, la palla che rimane lì, viene allontanata da Perricone come può, poi Ballariano va giù, forse c'è fallo, no, si continua, e dunque Cerniglia, l'ex Misil Meri, serve Bertella che su questa fascia sta comunque dando diversi appoggi, si sta facendo vedere tanto, adesso torna dietro perché sa che non c'è spazio, con un retropassaggio dalle parti di Chimento, che in precedenza non ha fatto una bella uscita, l'avete visto anche in precedenza, non perfetto, Vizio Zero, lascia lì il pallone ad Alves, Perricone, comanda lui la difesa, leader difensivo del Montelepre, poi passaggio un po' da dimenticare, Bertella poi ha la palla tra le braccia, però Costa viene fermato poi Petrullo e si riparte con Cerniglia, lo sprint dell'ex Misilmeri che può servire il compagno, poi perfetto Florio invece che con l'esterno molto elegante trova la traiettoria verso Giglio e poi l'anticipo perfetto di Lo Piccolo che si fa difendere un po' con questa pressione poi altissima da parte di Giglio ancora che è scatenato dopo la corsa precedenza, poi cerca anche la porta e la parata di Chimento che si è rifatto, però Chimento prima nell'uscita, adesso un po' con questa impostazione dal basso non sembra essere troppo tranquillo e credo che il Bagheria se ne sia accorto perché effettivamente lo stanno anche attaccando in questa pressione e lo ha fatto in questo momento, lo ha fatto soprattutto Giglio che ha pressato altissimo dando proprio fastidio. Intanto Lo Piccolo va giù nel frattempo Costa, ma si continua, poi Cerniglia di testa, la tocca Velardi come può, poi Alves si autolancia, ne ha due incontro, Alves va velocissimo, poi lotta Ballariano e lo scontro con Florio viene vinto credo dal capitano del Bagheria, vediamo, e infatti sì perché è rimessa dal fondo e dunque Cannizzaro andrà a battere questa rimessa. Petrullo si abbassa tanto, quasi sulla linea dei difensori, andando a dare una mano a Florio e Spampinato. Però effettivamente è quello che deve fare, quindi dare una mano lì e dare soprattutto degli appoggi, perché molto spesso anche Cannizzaro si affida alla sua impostazione. Costa. Poi lotta Ballariano con una bella ruleta e col mancino libero il compagno di prima, pressione alta, poi però Florio ne esce veramente benissimo, bella giocata, poi cerca il rilancio per la velocità di Lucera, non la tocca, poi Scalisi ancora e viene fermato da Bertella, la tocca, poi con un piccolo rimpallo ne esce comunque bene Alves, Vizio Zero, il rilancio verso Velardi che la può prendere, ancora lotta, poi lo scontro con Florio, ma si continua, anzi no, fischio da parte del signor Patrizio, gioco fermo e un Montelepre però che attacca tanto e che lo sta facendo effettivamente vedere. Mister Mutolo nel frattempo ritrova Chimento tra i pali che ha avuto anche alla Parma, quindi comunque un giocatore che aveva già allenato anche nelle precedenti gestioni, quindi comunque un volto che già conosce in questa prima uscita di Mister Mutolo che torna in panchina, dicevamo. Tanto Florio, il lancio lungo, la controlla un po' rischiando in realtà Lo Piccolo, poi forse c'è fallo su Velardi, dicevamo, sì. Qui sul controllo di Lo Piccolo c'è stato poi il rilancio di Lindner che non è stato messo in difficoltà dal compagno, però quell'aggancio un po' così sarebbe potuto anche essere pericoloso perché la batteria di attaccanti Giglio, Lucera e Ordonez è un tridente molto rapido, quindi comunque possono dare fastidio alla fisicità invece del trio composto da Lindner, Perricone e appunto Lo Piccolo. Rilancio di Perricone,
attacco di testa. Ballariano invece aiuta tanto in fase difensiva. Forse Ballariano al momento potrebbe anche essere considerato il migliore in campo, perché in questi primi 13 minuti di gioco l'abbiamo visto battagliare tanto a centrocampo, avere anche la personalità di farsi vedere in fase offensiva, aiutare in fase difensiva con qualche bella giocata. Viene anche da un gol, intanto Velardi ruba il pallone, ma c'è una posizione, c'è un fallo precedente, quindi calcio di punizione. Dicevamo, è un giocatore che sta in fiducia perché il gol con il Cus è arrivato, non solo lui, anche Ordonez. Primo gol in stagione per il centrocampista ballariano, che vuole sicuramente confermarsi, lo vuole fare anche e soprattutto nel campo di casa, il comunale di Bagheria. Nel frattempo ci sono diverse proteste con un giocatore che è rimasto giù. Dovrebbe trattarsi di Lopresti. Vediamo, sì, sembra proprio Lopresti, confermiamo Lopresti. Montelepre invece che forse sta attaccando tanto a destra, quindi con Bertella, però un po' meno a sinistra, dove sia Trentacoste ma soprattutto Vizzosero non si stanno vedendo tantissimo. Intanto Velardi lascia lì il pallone, poi si infila dentro la di rigore, fronteggia un po' Alves, anzi Velardi cerca anche la porta, palla che viene deviata e allontana invece come può sia Florio con l'aiuto anche di Costa, prende il pallone Gio, però il gioco è fermo per una posizione di fuorigioco. Si lamenta un po' il Bagheria, che effettivamente poteva e soprattutto voleva continuare, perché lì quando si innescano quei tre là davanti è chiaro che la velocità, il pallone deve girare, e Gio effettivamente aveva messo giù la palla anche molto molto bene. Sarebbero stati probabilmente guai per la squadra di Mister Mutolo. Petrullo come sempre si prende questo pallone, Costa, Scalisi di prima, Ordonez va incontro quasi come uno yo-yo, però non riesce a trovare il pallone, allontana come può Alves, poi Velardi spalle alla porta con Spampinato che lascia la posizione di difesa centrale andando a pestare alto sull'attaccante, e effettivamente gli dà anche un po' di fastidio perché non gli permette di controllarla come avrebbe voluto. Poi intanto si autolancia, c'è lo scatto, sbaglia Lopresti, poi calcia verso la porta e la parata, la paratissima anzi di Cannizzaro, dovrebbe essere Vizzosero, adesso è arrivato sotto porta. Adesso diamo conferma, ma dovrebbe essere stato il numero 7, Joaquin Vizzosero, che ha avuto il tentativo sotto porta, ma super Cannizzaro. Anzi, noi a Trentacoste, che si è trovato in quella posizione un po' più offensiva rispetto al compagno argentino. Dunque calcio d'angolo, palla viene allontata da Petrullo, poi la mette giù come può per un istante Ordonez, ma non è pulitissimo nel controllo. Lopresti, Trentacoste, poi c'è fallo, anzi no, si continua, forse regola il vantaggio. Scalisi cambia lato da quella parte, sa che c'è sempre Lucera e poi allontana invece con qualità Lo Piccolo, la palla forse non esce dal campo. Lo Piccolo fa valere il fisico, poi il rilancio millimetrico verso Velardi col petto, Cannizzaro che poi la controlla anche con la testa e allontana, ma questa è una bella palla di Lo Piccolo, con Velardi che aveva capito l'intenzione del compagno. Poi Cerniglia, il rilancio da quella parte e Spampinato mette una pezza prima con il mancino, poi lascia rimbalzare il pallone con saggezza. Alves per Bertella, sempre liberissimo di mettere la palla al centro. Adesso è un Montelepre che sta aumentando la propria forza, sta giocando forse anche un pizzico meglio del Bagheria. Lucera adesso dialoga col compagno Scalisi, di ritorno ancora verso Raimondo Lucera che la controlla, vediamo se rientra e calcia. Lucera vuole il destro, si finta, poi va sul mancino, forse viene chiuso, mette dentro, palla che passa e allontana Lo Piccolo mettendo una pezza gigantesca. Scalisi a gancio perfetto, alza la testa Petrullo. Nel frattempo si lamenta un po' Mister Mutolo con Alves, l'avete sentito infatti anche probabilmente voi da casa, dicendo Alves devi aiutare in fase difensiva, e poi si torna dietro da Cannizzaro.
Costa, centrocampo, vede Petrullo, va incontro a Lucera che deve fare sempre più questo tipo di movimento, cambia campo e lo fa bene dalle parti di Lopresti che cerca forse un appoggio sulla destra, poi rientra Gio, traversone con il mancino, lo tocca forse Ordonez, poi la traversa, ma c'è una posizione di fuorigioco, dunque tutto fermo, però gioca meglio il Montelepre, attacca di più il Montelepre, ma intanto la traversa la prende il Bagheria con un pericolo gigantesco, ma è stato comunque fischiata una posizione irregolare, dunque di fuorigioco. Però il Bagheria si è fatto vedere e fa vedere che quando quei tre lì davanti, Ordonez, Lucera e Gio, ma un po' di più Lucera e Gio, iniziano a far girare quello che è il motore di questa formazione, i pericoli arrivano sempre. Vizio Zero, brutto qui l'aggancio, Ballerano infatti gli ruba il pallone immediatamente, può crossare al centro verso Petrullo che si stava inserendo, ma è ottimo il recupero di Linner, poi lo piccolo, fa vari centimetri, Linner ancora, poi Florio perfetto, Costa, rientra, palla su Ordonez in verticale, chiude lo piccolo, che concede rimessa laterale, ma non c'è veramente tregua. Sarà quindi rimessa con le mani verso Costa. Petrullo, lo piccolo la tocca, Petrullo che sta cercando queste verticalizzazioni, Lucera libera, poi Ordonez che va giù, vediamo, ed è addirittura fallo di mano dell'attaccante che se la prende un po' con gli avversari, dice non sono stato io a commettere fallo, il Tegara però molto sicuro della propria decisione fischia questo fallo in attacco perché l'attaccante nel modo di cadere ha toccato la palla con il braccio. Rilancio lungo del portiere, va giù, Spampinato che si prende anche questo calcio di punizione e permette su di risalire subito. Lucera, bella giocata qui con tecnica sopraffina come sempre, cambio gioco da Lopresti, una giocata che fa molto spesso l'ex Palermo, poi il passaggio viene chiuso con Perricone che in marcatura preventiva ha fatto slittare la palla direttamente dalle parti del compagno Chimento che si è poi ritrovata tra le braccia e poi successivamente tra i piedi. Chimento, rilancio lungo verso Velardi, salta ma salta più in alto Florio, Costa, si ritorna dietro Lopresti, (1-2), bella giocata, poi c'è Gio sulla destra, viene liberato a destro, salta l'uomo, Gio, entra dentro Gio, cross al centro e poi deviazione di Lo Piccolo, ma anche Linner qui perfetto in fase difensiva, staccandosi nel momento del passaggio in mezzo. Gio si batte subito, cross sul secondo palo, sbuca di testa Ordonez che questa volta non sta fuori dalla di rigore ma sta al centro, quella che rimane lì e calcia poi un po' svirgolando. Petrullo che anche un po' incredulo per ciò che ha fatto, ha tentato questa conclusione un po' complicata ma era effettivamente messo male, la coordinazione era abbastanza precaria. E poi Chimento andrà probabilmente lungo, nel frattempo inizia a esserci sempre più vento e cala un po' il sole invece. Costa, Ballariano pressato da Alves, poi non la controlla invece Scalisi. Bertella, anticipo di Ballariano, poi Scalisi, sempre a lottare il Montelepre a centrocampo per Ballariano, ancora ne salta un altro, che partita di Ballariano, poi prende in pieno il direttore di gara che gli chiede scusa
però Ballariano al momento, lo dicevamo al minuto 12, lo ribadiamo 10 minuti più tardi, Ballariano al momento è il migliore in campo, perché le sue giocate lì a centrocampo stanno veramente dando tanto fastidio alla formazione avversaria, che ha un po' di difficoltà. No, Trentacoste è bravo a recuperare il pallone, poi Vizzosero, Perricone mette giù, Vizzosero la tocca, poi Perricone allontana come può, va giù, poi Velardi lo scontro con Spampinato, alla meglio il difensore, non c'è nulla, si continua, quindi Costa, Petrullo alza la testa, ennesimo lancio della sua partita che potrebbe arrivare dalle parti della difesa, poi con un braccio leggermente largo Lindner, ma tutto regolare, ha fatto avere un po' l'esperienza e soprattutto la fisicità su Ordonez, che ha lamentato un colpo, ma sembra effettivamente molto leggero. Canizzaro cambia lato da Costa, che può partire, c'è sempre tanto spazio qui a sinistra, ma Costa difficilmente se lo prende, liberando Petrullo. Adesso Scalisi, liberato anche dai compagni. Lucera, Costa, entrambe le formazioni lo scorso anno giocavano il campionato di promozione e sono riuscite a fare il salto in eccellenza con grandi meriti. Lucera, ruletta, palla che passa a Scalisi, poi lo piccolo, viene messo il pallone poi in cassaforte con Vizzosero, e rilancio dalle parti di Bertella, di testa in anticipo però Florio, capitano, allunga questa palla che si alza, Lindner di testa con Ordonez che prende forse un colpo al volto, vediamo, perché credo che l'Argentina infatti qui butti la palla fuori, con Lucera che dice al direttore di gara che c'è stato intervento irregolare. Lindner dice io salto in questo modo, sta anche mimando un po' quello che è stata la sua elevazione, quindi quasi a dire io salto in questo modo, non è colpa mia se poi ci scontriamo. Questo probabilmente sarà il pensiero del difensore, che effettivamente nel modo di saltare poi forse avrà dato anche un leggero colpo all'attaccante, però sembrava comunque tutto ok, tutto regolare. Lo scontro fisico poi quasi, mi permetto di dire, è inevitabile lì. Dunque palla poi restituita al Montelepre con Chimento, adesso Lindner, Vizzosero la controlla, adesso ha un po' spostato la sua posizione perché è partito come interno di sinistra, adesso invece sembra essere un po' più al centro. Lucera intanto manda alle barre il suo avversario, vuole il destro, Lucera sterzata, scivolata, Lucera ancora va giù, e qui forse qualche dubbio, ma calcia Petrullo e per poco non trova un grande gol, però questo già è un episodio. È un episodio perché Lucera era entrato, credo, dentro l'area di rigore, è cascato sicuramente all'interno, però bisogna vedere se con i piedi fosse fuori o dentro. Però comunque da qui sembrava potesse esserci un calcio di rigore, almeno gli estremi per il calcio di rigore, ma non per il signor Roberto Patrizio, che invece ha deciso di far continuare. Nel frattempo c'è qualche protesta molto in panchina, con il mister Tomasello che chiedeva sicuramente un calcio di rigore. Chimento va a lungo, l'ex portiere alla Parmonval, Petrullo, Vizzosero, poi palla rilanciata, Perricone fa rimbalzare più volte, si scontra con Ordonez, però il mismatch fisico è vinto dal possente centrale del Montelepre, Alves. Trentacoste cerca il rilancio su Velardi. Questo è un tipo di azione che abbiamo visto più volte all'interno di questa partita, con Trentacoste che non viene cercato tanto perché si cerca maggiormente da questa parte Bertella, però quando c'è la possibilità Trentacoste non disdegna la fase offensiva e molto spesso cerca il tentativo quindi di
servire direttamente poi quello che è l'attaccante, che è Claudio Velardi. Intanto Costa accorcia Petrullo, ma lui cambia lato direttamente da Lopresti, la tocca quel poco che basta, poi le urla di dolore di Scalisi con Perricone che dice di no, il capitano del Montelepre dice non l'ho toccato, però effettivamente il suono, il rumore c'è stato, si è sentito, però è molto dolorante qui il centrocampista del Bagheria, che attualmente è rimasto giù, sembra molto dolorante. Sarà quindi calcio piazzato per il Bagheria, che al minuto 28 e 35 secondi si può affacciare nuovamente dalle parti del Montelepre, e l'occasione più importante è stata proprio un cross di Gio per la girata di Ordonez. Adesso c'è un altro calcio piazzato con Petrullo che sicuramente, almeno la postura sembra quella, di colui che vuole cercare un compagno in mezzo, con Alves che invece dice ai compagni di avanzare in barriera. Petrullo sul secondo palo di testa, e poi lo stacco di Spampinato che per poco non trova la porta. Aveva anche impattato bene il numero 6 che torna subito in fase difensiva. Una gran torsione, una buona partita comunque dei centrali, ma chiaramente da tutti e due i lati, perché Linner, Perricone e Lo Piccolo stanno concedendo molto poco, ma dall'altro lato anche Florio e Spampinato lo stanno facendo altrettanto. E poi Lo Piccolo guadagna qualche metro. Cosa lunga, testa di Costa. Poi Vizzo Sero direttamente dalle parti del portiere con un tentativo per servire i compagni, ma in realtà non c'è stato praticamente nessuno che ha seguito l'azione del compagno, che invece ha tentato questo rilancio un po' forse eccessivo. Avrebbe potuto, credo, mettere meglio questa palla, metterla giù forse anche con un po' più di tranquillità. È vero, era marcato, però lo spazio per poterla controllare c'era, quindi forse poi tentare un'azione successiva. Invece ha provato a velocizzare un po' l'azione, ma in questo modo sia Velardi ma soprattutto Alves Santos non hanno attaccato la profondità. Tanto brutto qui contrasto, c'è anche un fallo con Alves che è rimasto giù, scontro con Ballariano. Vediamo se c'è un cartellino, perché sembra di sì. Nel frattempo il giallo, vediamo, è per Ballariano, infatti ha commesso fallo. Dicevamo invece forse un giocatore che è leggermente spento è Alves Santos, con la maglia numero 11 si sta muovendo tanto, questo sì, però non riesce a fare lo stesso lavoro di Velardi, che invece sembra un po' più in giornata. E poi chiaramente bisogna anche dare il merito alla difesa, perché da quel lato viene comunque sempre molto coperto da Lopresti e dal raddoppio chiaramente di Spampinato. Dall'altro lato invece Velardi sempre in difficoltà con Costa, ma soprattutto con Florio, però sembra essere leggermente meglio in partita, perché cerca comunque tanto di muoversi, cerca anche di venirsi a prendere questo pallone, spizzare di testa. Alves Santos invece non sempre ha fatto questo tipo di lavoro, e quindi per questo forse diamo al momento questa insufficienza all'attaccante, che però ha bisogno di avere dei palloni giocabili per poter anche esplodere con tutta la sua qualità. Nel frattempo Bertella, pallone troppo lungo per lui, era giusta l'idea con Cernia che un po' lo rimprovera e dice devi essere già lì e non andare incontro alla palla, ma già farsi vedere su quelle posizioni. Tanto Lo Piccolo di testa viene saltato, Ordonez mette giù questa palla, Lucero la tocca con il tacco ma non basta, poi Lindner si concede con un piccolo dribbling, Bertella scontro tutto il regolare, Ordonez si continua, avanza il numero 9 che serve Scalisi, che può crossare col mancino, vediamo, lo fa adesso sul secondo palo, fa finta di uscire, poi Raimondo Lucero calcia al volo,
la blocca senza troppi problemi, è un tiro molto debole qui Chimento. Valerio Chimento. Lindner, petto di Florio che mette giù questa palla complicata sulla pressione anche di Velardi, poi scivolata lo Presti, perfetto, Petrullo ne esce vittorioso in mezzo a due, casca giù, forse la tocca con le mani e infatti viene fischiato proprio questo. Un buon arbitraggio anche un po' all'inglese con diversi contrasti un po' al limite che non vengono fischiati, ma ne giova sicuramente il gioco che non è per nulla spezzettato, anzi tutt'altro. Bertella, traversone, prende sulla schiena Costa, poi conclusione di Vizzosero con Cannizzaro che va lunghissimo, poi a cercare la velocità di Lucera, la tocca Lindner, ma poi c'è soprattutto Bertella che è in vantaggio su Lucera. Il lancio lungo, cercare Alves qui, forse Florio stava commettendo un'ingenuità incredibile, poi voleva un calcio di punizione, non c'è nulla, però ha fatto rimbalzare questo pallone con Alves che effettivamente aveva capito che quella palla l'avrebbe potuta anche prendere e per poco infatti non finiva proprio sui piedi del numero 11 che ci ha sperato probabilmente. Poi Canizzaro ha messo una pezza anche molto importante. Il lancio lungo come sempre del portiere, testa di Lo Piccolo, che dopo forse un inizio non perfetto, un po' in difficoltà, poi si è assolutamente ripreso alla grande. Lucera va giù, calcio di punizione. E infatti si lamenta un po' Lucera. Questa potrebbe essere una buona occasione perché è un calcio piazzato che con il piede di Lucera chiaramente potrebbe far nascere delle occasioni importanti. In realtà il 10 si allontana un po' e quindi lascia come sempre a Petrullo, Tommaso Petrullo, che è 2001, l'onere e l'onore chiaramente di battere. Io ho già visto battere abbastanza bene questi calci piazzati, però lanciamo una provocazione, perché non calciare da lì, vedendo anche la posizione di Chimento, calciare potrebbe non essere un'utopia. Cerca il secondo palo, poi allontana, palla che rimane lì con l'allontanamento, Vizzosero in mezzo a due, non passa, perfetto il raddoppio, Petrullo ancora, Lucera la controlla come sempre sul destro, Lucera finta, danza sul pallone destro-sinistro, finta ancora Mancino, questa volta perfetto invece il contrasto di Lo Piccolo che fa ripartire i compagni con Alves, la velocità di Ballerano però è maggiore e infatti va da Cannizzaro, poi si allarga dall'appoggio con il portiere che la restituisce ancora al giovane 2006 che continua a brillare in questo pomeriggio. Scalisi si gira, gli dà fastidio Alves, palla che comunque riesce a passare, Lucera rientra bene, poi cambia lato come sempre da Lopresti, una azione che funziona, Lopresti aggancia perfettamente, adesso Gio un po' in ombra negli ultimi minuti, Gio vediamo se rientra e crea una delle sue solite occasioni col mancino, Gio ancora è veloce, potrebbe servire i compagni, lo serve adesso, c'è forse un fallo ma si continua, Costa guarda la porta, sulla posizione di Lucera che guarda i compagni, finta, attraversa sul secondo palo, ancora allontana con la schiena 30 Coste, anche con l'aiuto di Aldo Perricone, poi Vizzosero, Veralves che tocca il pallone, spalla alla porta, non riesce a scambiarlo con i compagni e dunque rimessa laterale adesso quando siamo al minuto 36 di gioco. Una gara molto bella, non fatevi ingannare dal risultato 0-0, può sembrare forse una gara con poche occasioni e forse così è, non ci sono state tante occasioni limpide, però tanti attacchi sia da un lato che dall'altro con tanti palloni messi in mezzo, ma soprattutto un gran bel gioco da parte di entrambe le squadre che quest'oggi sono alla ricerca di punti importanti, il Bagheria per provare anche a sognare qualcosa di più e il Montelepio invece per risollevarsi in classifica dopo un inizio non esaltante con tanti pareggi, ben 3 di fatti. Ordonez lascia scorrere il pallone, poi la tocca male Lindner e Lo Piccolo va a risolvere tutto sulla velocità di Lucera e qui con un pizzico di esperienza si va a riprendere il pallone, si va anche tanto qui lo scontro con Lindner ed anche giallo, si lamenta un po' Lindner ma effettivamente è corretto, rischiando anche un po' perché era quasi a ridosso dell'area di rigore. Dicevamo l'esperienza, che un po' di malizia da parte di Raimondo Lucera che fa vedere
subito si è andato a prendere quel pallone sullo piccolo, si è messo davanti, non si è fatto spostare, ha battuto immediatamente, creando poi quella che è stata l'azione successiva che ha prodotto al giallo di Lindner. Quindi comunque anche qui la, chiamiamola, esperienza calcistica appunto di Raimondo Giora, che è un 2000, giocatore ancora comunque giovane, 25 anni, però fa vedere che quando fa giocate così effettivamente appartengono anche a categorie più alte. Lucera chiaramente le ha giocate, vi ricordate tutti chiaramente il primo gol storico del Palermo Calcio dopo il fallimento contro il Marsala, vittoria per 0-1 per il Palermo di Dario Mirri, in panchina Rosario Pergolizzi, gol è proprio di Raimondo Lucera, gol un po' discusso, palla entrata, palla fuori dal campo, però insomma Lucera calcia verso la porta e qui la respinta perfetta del portiere, e questo è quello che dicevamo anche prima, perché Petrullo in precedenza non ha calciato verso la porta, Lucera invece sì, e qua fa vedere perché Lucera è quel giocatore che indossa la 10 e perché è quel giocatore che deve fare la differenza ogni partita per il Bagheria, perché da lì soltanto se hai delle grandi qualità calci, e Lucera le ha ed effettivamente lo dimostra anche con questo tiro. Calcio d'angolo, allontana in testa Velardi, poi Ballariano mette giù, prova a calciare, viene respinto, poi dalla pressione, poi c'è un fallo, trattenuta, giallo, fallo tattico da parte, non abbiamo capito, forse per Ballariano, non si è capito bene di chi è stato il giallo. Gioco momentaneamente fermo, minuto 39. Adesso commentavamo una partita migliore da parte delle Montelepre sicuramente nei primissimi minuti della gara, però adesso questo calcio di punizione di Lucera ha sicuramente fatto trovare quella che è stata la conclusione più importante del match, almeno in questi primi 39-40 secondi di gioco. Poi calcio si è sentito abbastanza pesantemente, colpo ricevuto Dalves, Vizio Sero, la rimonta di Gio, palla che passa, rimane lì, lo Presti riesce comunque a calciare Velardi e poi Florio esce fuori col pallone. E qui l'anticipo di Alves che attacca la porta, c'è il blocco cestistico di Bertella, poi il recupero invece di Petrullo, anzi di Scalisi, che si concede anche un piccolo dribbling, poi va giù, non c'è nulla, si continua, Cerniglia apre Dalves Santos che crossa al centro e lontana Cannizzola, poi al volo Cerniglia e lo fa bellissimo, l'ex capitano del Misilmeri non se lo fa ripetere due volte, questa volée col mancino è perfetta, non può nulla Cannizzaro, la sblocca il Montelepre e 0-1. Grande gol, veramente da vedere e rivedere questo, bellissimo, una palla vacante che non ne sembrava essere di nessuno, è stata invece sua. Veramente un gran bel gol per Stefano Cerniglia. Si ricomincia dunque con il tocco delle Bagherie, che adesso è costretta ad inseguire Scalisi. Petrullo allarga Dalo Presti, deve attaccare adesso le Bagherie, sa che questo risultato non è positivo. Costa avanza sulla fascia sinistra, poi Cerniglia ancora a ringhiare anche su questo pallone. Costa con le mani, e la giocata di Ballariano, se calcia, aveva anche lo spiraglio, credo che da lì potesse fare qualcosa. Lo Presti, poi Cerniglia in solita posizione di interno mancino, poi 30 Coste vuole autolanciarsi, viene fermato però.
Questa è una buonissima notizia per mister Corrado Mutolo, che arriva qui sulla panchina del Montelepre in settimana. Alla sua prima partita si accusava il Montelepre di non segnare tanto, 2 gol soltanto da inizio campionato, poi cerca ancora il tiro Cerniglia. Dicevamo, si accusava il Montelepre di non segnare soltanto 2 gol, peggior attacco del campionato. Arriva mister Mutolo, subito il gol. E che gol però! Minuto 43, mancano 2 minuti. Non dovrebbero esserci minuti di recupero perché ci sono state veramente poche interruzioni, forse giusto per il gol. Alves recupera ancora il pallone, sta facendo tanta fase difensiva. Vizio Cero, poi 30 Coste, Velardi, bel rilancio su Alves che attacca la porta di testa. 30 Coste, vuole così in mezzo, Costa chiude la diagonale perfettamente e poi guarda i compagni con il destro, rilancia immediatamente da Lucera, ma di testa c'è Lindner e poi Bertella. Chimento, lancio un po' rischioso, infatti si addormenta, gli ruba il pallone, potrebbe servire Lucera, vediamo se calcia. Lucera va sul destro, poi decide di andare sul mancino e poi si complica tanto la vita, poteva e doveva fare molto di più. L'aggancio Gio, poi Scalisi cerca la porta, non la trova, però qui credo che Gio avrebbe dovuto calciare perché aveva rubato la palla su una dormita difensiva della difesa del Montelepre. Ha invece cercato l'assist, tanto altruismo, forse, lo ripeto, avrebbe dovuto calciare. Io se c'è recupero, perché siamo a 30 secondi dalla fine. Poi va giù e Cerniglia poi allarga da Bertella. Bertella, rilancio per l'inserimento di Vizio Zero con Cannizzaro che invece chiude spazio e tutto, e poi riparte a 1000 qui il Bagheria, sempre con il solito tentativo dalle parti di Lucera che deve puntare, va sul destro, finta e controfinta, va sul mancino, intentola di rigore. Lucera cerca una traversone, poi Linner allontana senza badare allo stile. Siamo già oltre il minuto 45, ma credo che, e infatti è stato un minuto, ve la conferma, si gioca fino al minuto 46, quindi Spampinato, Petrullo, cross al centro, testa Ordonez, la tocca e poi va in presa bassa Valerio Chimento con il gioco che al momento è fermo, con Linner che è rimasto giù e forse c'è bisogno dell'ingresso dello staff medico perché potrebbe aver preso una botta. Infatti è abbastanza dolorante. Si è rialzato, però un'ottima partita per la difesa del Montelepre che non ha concesso moltissimo. L'occasione migliore del Bagheria è stata sugli sviluppi di un calcio piazzato con la punizione di Lucera, ma nel frattempo finisce anche il primo tempo, risultato di 0-1. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere connessi perché solo qui in esclusiva il sotto poi la sfida dopo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Ligata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che
insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore dell'Icata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo a Pellicata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimona. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battolo della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida. 0-1 il risultato per il Montelepre, che al momento si ritrova sopra nel risultato, possiamo anche dirlo, meritatamente, per il gol di Stefano Cernia. Una conclusione al volo col mancino che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Adesso però c'è il secondo tempo, non ci sono cambi, non dovrebbero esserci cambi, confermiamo, ma adesso almeno ci si aspetta forse che il Bagheria possa attaccare maggiormente, che possa anche attaccare con maggiore grinta. In questa partita non ha giocato male il Bagheria, però bisogna sicuramente essere anche forse un po' più sicuri e attaccare anche con un po' più di consapevolezza. Il Montelepre è comunque una squadra che sta facendo molto molto bene, e l'arrivo di mister Mutolo sicuramente ha giovato a quello che è il gioco espresso, perché le occasioni sono state diverse, forse non pulitissime, cercando gli attaccanti Alves e Velardi, però comunque il gol è arrivato con un centrocampista, con Cernia. Adesso si cercherà sicuramente di attaccare maggiormente con gli attaccanti, perché il dato dei gol fatti comunque continua a essere un problema, soltanto 3 gol aggiornato, quindi chiaramente questa domenica, però è comunque sempre un dato che deve essere migliorato. Vedremo, ci sono ancora altri 45 minuti di gioco. Nel frattempo calcio di punizione, Lo Presti la tocca, poi con il tacco Vizio Zero, lo fa anche lui il tacco adesso, poi palla in verticale, Florio allontana come può, Perricone di testa, ecco Alves che forse è partito nella prima frazione con un po' di difficoltà, poi con il passare del tempo ha alzato leggermente il baricentro, andando un po' a pressare più in alto, aiutando chiaramente quelle che poi sono le mezzali, con Vizio Zero che spesso e volentieri invece si è sostituito ad Alves, consentendo invece al compagno brasiliano proprio di avanzare, e questo poi ha portato infatti al calciatore di migliorare quella che è la sua prestazione. Intanto Costa si complica tanto la vita, ma riesce comunque ad allontanare la palla, ma soltanto in rimessa laterale. Dicevamo invece il Bagheria che sta attaccando tanto con Lucera e Giglio, però poco con Ordonez. Ordonez è un giocatore che ha fatto 3 gol, un giocatore che ha fatto sicuramente un ottimo inizio di campionato, contribuendo a quelli che sono i punti in maniera determinante proprio delle Bagheria, però oggi forse non molto attivo, non molto cercato dai compagni. Si è cercato che invece l'esterno con sia Lucera che appunto Giglio. Tanto allontana la difesa con Ordonez che lotta, ma lotta soprattutto Aldo Perricone, che fa sentire la sua fisicità importante. Vizio Zero, deviazione, e poi la rovesciata tentata di Velardi, che voleva un po' replicare il compagno Cernia, non con una rovesciata ma con una conclusione bellissima al volo, ma non ci è riuscito questa volta, con il risultato che rimane sempre sullo 0-1, ma è una gara molto molto bella. Alves Santos, poi il dribbling tentato invece dal compagno, che però non è riuscito a saltare l'uomo, comunque conquistato una rimessa laterale che fa sempre salire la squadra. Cannizaro, lancio dalle parti di Lo Presti, l'anticipo nettissimo di Trentacoste, che può attaccare adesso sulla fascia mancina che è sguarnita. Vediamo se corsa al centro, avanza Trentacoste, lo insegue Lo Presti, attraversato il secondo palo, Alves di testa e poi la tocca forse con la schiena e per poco non se ne insacca dentro Cannizaro, ma questa è stata veramente una grande occasione per il Montelepre, che va vicinissimo al secondo gol più che mai. Nel frattempo c'è un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, punizione Bagheria, però che azione Montelepre. Giglio si prende il pallone
andandolo un po' anche a salvare dall'uscita. Poi c'è stata forse una deviazione di Perricone, così è, con il calcio d'angolo che viene quindi fischiato dal direttore di gara e andrà Raimondo Lucera con i pugni che allontana Chimento, poi traversone di Petrullo e allontana invece come può la difesa ospite, che adesso, dopo essere andata vicinissima al gol del raddoppio, adesso deve un po' soffrire, perché il Bagheria credo l'abbia presa un po' come campanellino d'allarme, dicendo ok, abbiamo rischiato di prendere il gol, la traversa ci ha salvati, adesso bisogna però rimboccarsi un po' le maniche e trovare questa rete, quindi mi aspetto un po' un piccolo assedio da parte del Bagheria, che sicuramente risponderà. Intanto di testa Florio ci ha provato a spizzarla ma non ci è riuscito. Intanto buono quel lavoro di Alves da Silva, che poi forse prende un colpo, anzi Alves Santos, scusa, non da Silva. Poi Chimento prende la palla, si accartoccia un po' su se stesso, ma il gioco è ancora fermo perché Alves Santos ha preso un colpo. Credo nel modo di liberarsi sia arrivata probabilmente una gomitata, questa è un po' o comunque una sbracciata, sicuramente involontaria, perché effettivamente era un modo di liberarsi non cattiva, sicuramente questo lo possiamo dire senza timore di essere smentiti. Nel frattempo c'è qualche movimento tra le panchine con alcuni calciatori che si stanno riscaldando. Dovrebbe trattarsi di Alessio Gambino, che potrebbe subentrare lui, ma vediamo effettivamente se ci sarà il suo ingresso in campo. Intanto sarà rimessa laterale, anzi no, perché il gioco verrà restituito a Chimento, che riparte da dietro con Lo Piccolo, che come dicevamo anche nella prima frazione è partito forse leggermente in difficoltà, poi con il passare del tempo è salita tanto la sua prestazione, prima con un po' di difficoltà dalla tecnica di Lucera, ma anche di Scalisi, che da quella parte comunque attaccava. Poi invece nella seconda frazione la sua fisicità è stata sicuramente uno dei fattori. Spampinato non vuole rischiare, poteva forse anche appoggiarsi su Cannizzaro, ma così non è stato, preferito invece allontanare la sfida e concedere la rimessa laterale. La mette giù poi Alves da Silva, che prova un'apertura complicata ma comunque corretta su 30 Coste, che prova un dribbling con questo tunnel, lo Presti non abbocca, chiude le gambe, dunque sarà rimessa laterale per il Montelepre, che continua la sua azione insistita sulla fascia sinistra. C'è Vizzosero che chiede il pallone, ma si va poi dalle parti di Alves da Silva, che andrà a battere anche il calcio d'angolo, quindi corner per il Montelepre, che rimane in attacco. Salgono le torri e chiaramente l'indiziato e l'osservato speciale è sicuramente uno, ovvero Aldo Perricone. Cross al centro, la tocca, la allontana come può il Bagheria con la palla alzata al campanile, poi con il colpo di testa ci ha provato Linner, ma non è riuscito a servire i compagni in maniera positiva. Rilancio lunghissimo di Cannizzaro su Lucera, che la può mettere giù, prova il dribbling su Bertella, si aggrappa un po', ma Bertella fa una gran chiusura e poi serve il compagno. Si riparte dunque con questo piccolo contropiede, ma adesso si è risistemato il Bagheria, comunque azione un po' a rilento. Velardi, bel aggancio anche sulla pressione di Scalisi, poi arriva l'aiuto di Vizzosero che lo aiuta molto, infatti qui scambiano i due. Bella azione, ancora avanza, Vizzosero salta a tutti, poi serve il compagno, traversone sul secondo palo, non arriva a 30 Coste, che da quinto a quinto poteva arrivare a concludere di testa, ma così non è stato, riesce comunque a servire il pallone dietro per Velardi, bella finta, Velardi! E la prende benissimo a fil di palo, non può veramente nulla Cannizzaro, questo gol è suo, è 0-2,
Vediamo l'esultanza, forse dalle parti di Mister Mutola. Bellissimo gol di Claudio Velardi, che qui fa vedere tutta la sua tecnica. Era sul destro, non è rientrato sul piede forte, ha provato ad andare sul mancino, così è stata la scelta giusta. Tiro a fil di palo, un mancino, possiamo dirlo, chirurgico da parte dell'attaccante, che fa il gol dello 0-2. Adesso veramente possiamo dirlo, l'attacco del Montelepe sta funzionando, perché aveva fatto 2 gol nelle precedenti sfide di campionato, 2 gol dalla prima alla sesta giornata, arriva la settima, cambio di allenatore, arrivano 2 gol. Palla lunga su Raimondo Lucera, fuori gioco. Sarà quindi rimessa dal fondo. Spampinato. Lo presti. Ballariano, la finta su Alves che commette fallo. Adesso calcio di punizione. Adesso c'è forse qualche cambio, sì. Credo siano 2 di ricambi per il Bagheria. Vediamo chi. Esce dal campo Ballariano, forse è il migliore dei suoi al momento. Vediamo, perché sì, dovrebbe essere lui a lasciare il campo. Anzi no, perché Ballariano in realtà si è messo sulla fascia sinistra. Allora, è entrato sicuramente con la 16 Piccone e dovrebbe entrare anche Kevin Girgenti. Quindi è uscito Giglio. È uscito Giglio sicuramente. Adesso diamo anche contezza dell'altro cambio. Intanto in testa al piloto Scalisi a prenderla, non ci è arrivato Alves, lotta, poi Petrullo mette tutti d'accordo, rilancio col mancino a cercare Lucera, questa volta la palla è un po' sporcata, ma riesce comunque a prenderla il Dici, che calcia verso la porta e non trova, veramente per questioni di centimetri, ma questa è la giocata che deve fare Raimondo Lucera. Nel frattempo è uscito Mattia Spampinato con Florio, Costa e Lopresti in difesa, quindi in difesa a 3. Si è alzato invece Piccone sull'out di destra, a posto proprio di Lopresti, con Ballariano sull'out di sinistra, e poi l'attacco è Ordonez, Girgenti e Lucera. Quindi adesso non si è capito se la difesa è passata a 3, anzi no, dovrebbe essere sempre difesa a 4, con Baldriano semplicemente come terzino sinistro, con Costa al centro, perché è uscito Spampinato. Questo dovrebbe essere l'idea di gioco di mister Tomasello. Adesso daremo conferma, ma dovrebbe essere così. Ordonez, Lopresti di prima, molto bene. Girgenti rischiando un po', Lopresti, Costa rilancia da quella parte, vede Ballariano che la controlla e viene verso il campo, poi Petrullo, Ballariano va giù, non c'è nulla, si continua. Velardi prova ad autolanciarsi, poi il pallone è sul compagno che sta attendendo l'arrivo di qualcuno, con Bertella che poi invece preferisce accontentarsi di una rimessa laterale. Credo il massimo anche da quella posizione, perché è vero che c'era Alves Santos che si era inserito, però
sarebbe stato in caso 1 contro 3, quindi comunque abbastanza difficile da tenere. Poi cicca un po' Velardi, palla che si alza, Alves da Silva apparecchia per la conclusione di Trenta Costa, che ci pensa un attimo, poi perde un pizzico di tempo in più, si ferma, sterzata, appoggia Perricone, ancora una volta le finte, una bella giocata Trenta Costa e poi Lopresti chiude anche con l'aiuto di Piccone, appena entrato ed è fresco. Lucera adesso lo vediamo sul lato di destra, il rilancio lungo, la sporca, la allunga un po' come può Lindner, che poi di testa trova Alves da Silva. Trenta Coste, c'è dietro Vizio Cero, ancora controlla il pallone, Trenta Coste, si sovrappone, non lo serve, però il numero 3 lo fa adesso. Joaquin Vizio Cero, Trenta Coste sceglie di andare sul fondo, sul mancino, poi si ferma, sterzata, ne ha 2 addosso, poi lo presti con il petto, la riesce a tenere lì con Lucera che allontana questa palla di testa, va a vuoto qui lo piccolo, rischiando un poco, e poi Lindner allontana più lontano possibile, la controlla poi Alves da Silva e invece chiude tutto Capitan Florio, che forse voleva anche una posizione di fuorigioco perché ha alzato il braccio. Cerniglia, ci ha provato qui Bertella, non ci è riuscito, di testa Ordonez, poi l'anticipo di Perricone che va giù, si continua, non c'è nulla, continua ad avanzare Girgenti, apertura perfetta per la conclusione sotto porta di Ordonez, che continua a segnare e fa il gol che riapre la partita, l'ha messa sotto la traversa, l'ha riaperta il Bagheria ed è 1-2 adesso. Gran gol di Ordonez, però grande merito deve essere dato in realtà all'autore dell'assist, che è Girgenti, che qui dà una gran palla perché taglia all'interno del campo e poi da questa palla così. Vizio Cero, bella palla qui con l'esterno, perfetta per l'aggancio di petto, poi Velardi, ancora Velardi che non trova la porta, un errore da parte dell'attaccante che avrebbe dovuto calciare con il mancino, così non è stato approdato invece con il destro, palla fuori, intanto giallo per Capitan Florio. E adesso la partita è ancora più bella, lo è stata chiaramente nel corso del primo tempo, ma adesso lo è ancora di più. Nel frattempo Costa sgrida Lopresti, Ballariano, palla che si impenna con il contrasto dell'ex Misilmeri, Cerniglia. Nel frattempo qualche protesta di troppo. Con le mani Ballariano. Si chiedeva un cambio, però così non è stato l'editore di gara. Intanto cambio di gioco invece con Lopresti che insegue, ma poi lascia lì a Canizzaro. Serve adesso Lopresti. Controllo di Piccone, ma sbagliato qui su Petrullo, poi vuole andare a riconquistarla subito. Il neoentrato Vizio Cero e poi Lopresti, però eravamo molto vicini, non sembrava con la mano. E andrà Perricone a battere. Perché si prende un po' tutto il tempo. Battuta morbida per la sponda di
Alves per Vizzosero che entra dentro l'area di rigore, poi Costa ancora una volta ad urlare all'Opresti. Poi Perlicone ancora con l'esperienza. Poi Piccone, con Pericone che continua a lamentarsi, dice di non aver commesso fallo, ma anzi di averlo subito. Petrullo andrà a battere, però c'è tempo per dei cambi. Questa volta per il Montelepre al minuto 65 di gioco. Adesso vediamo di chi si tratta, soprattutto chi uscirà, perché sembra che uscirà Alves Santos. Ed entra con la maglia numero 16 Valerio Fatta. Sentiamo mister Muto la voce, dice 3-5-1-1, abbiamo sentito, quindi effettivamente sarà il solo Velardi in attacco con credo Vizzosero che si è alzato un po', infatti lo vediamo quella posizione di seconda punta, ma chiaramente con attitudini anche un po' più difensive. Tanto allontana per Ricone, petto di Velardi. Poi Scalisi mette una pezza gigantesca con il pallone direttamente da Cannizzaro. Condonezze va incontro, ma lascia poi il pallone lì sul compagno, poi lotta invece Petrullo con la palla direttamente sulla panchina giallorossa, con Girgenti che la restituisce subito a Bertella, che andrà a battere dunque con le mani, minuto 66 di gioco. Ci sono altri giocatori che si stanno riscaldando in panchina, sia da un lato che dall'altro. Vedremo se ci saranno possibilità di cambio. Crediamo di sì, perché siamo effettivamente al minuto 67 e dunque un po' di freschezza sarebbe anche opportuno averla in campo, anche per consentire ai ragazzi di riposarsi un po', perché effettivamente i ritmi sono stati comunque molto alti fin dal primissimo istante della partita, con la prima occasione da gol subito del Montelepre in quel caso. Vizzosero scarica, c'è l'inserimento di Trentacoste, quindi servito in questo momento il numero 3 sempre molto libero, traversone di prima intenzione per Velardi e l'anticipo di Florio che alza il pallone campanile, poi Trentacoste fa valere il mismatch fisico con Lelopresti, ma lo aiuta anche il ne entrato Gabriele Piccone e di conseguenza rimessa comunque del Montelepre con il Bagheria che l'ha difesa bene questa volta. Trentacoste Fatta di prima, Alves aveva tentato il seguire il compagno, intento di rigore, Alves fermato all'ultimo da Lopresti, bel intervento, poi Petrullo può avanzare il 4 che chiama i compagni ma soprattutto predica calma, dice ok, tranquilli, il gol arriva. Poi Girgenti, autore dell'assist, gran bell'assist tra l'altro. Florio. Ecco Girgenti, trattenuta, un po' troppo vistosa. Calcio di punizione, nel frattempo c'è qualche protesta di troppo, forse un giallo per mister Tomasello, credo. Anzi non è mister Tomasello, è un dirigente del Bagheria, quindi un cartellino giallo comunque in panchina. Una buona direzione quella del signore Patrizio che sta facendo giocare tanto, non ne spezzetta il gioco, questo sicuramente ne giova chiaramente il gioco, perché quando non spezzetti tanto il gioco permetti anche alle squadre di andare a 1000 su tutti i palloni, l'intensità chiaramente non ne risente.
ne risente anche il fiato, chiaramente, dei calciatori. Girgenti va sul mancino, poi rientra sul destro, cross al centro, direttamente dalle braccia però di Chimento, che anche lui non era partito benissimo nella prima frazione, con qualche errore, poi però si è rifatto. Una bella parata su Lucera sul calcio di punizione, comunque rimane uno dei migliori highlight della partita. Bravo qui Alves, prima a rubare il pallone e poi a smistarle i compagni vicino. Lotta Velardi, ma si mette davanti Ordonez in questa... Anzi, non era Velardi, era Cerniglia, chiedo scusa. Questa sfida tra due calciatori che hanno fatto entrambi i gol questo pomeriggio. Non me ne voglio Ordonez, però il gol più bello è di Cerniglia al momento. Palla sull'Opresti. C'è la pressione di Trentacoste, poi Costa. Scalisi, ha detto lui questa volta a sostituirsi al solito Petrullo, che invece sta su un'altra posizione. Costa, Lopresti, vuole il dribbling, bella giocata qui, è fatta, invece è costretto a fare fallo. E poi guadagna qualche metro di troppo il Bagheria, con Costa che ribatte velocemente. Avanza Petrullo, poi Ballariano, cross al centro, allontana Chimento, come poi conclusione al volo, con la porta sguarnita, ma era molto molto complicata. Ci ha provato Petrullo, però era veramente difficile da quella posizione centrale della porta. Veniva incontro con questa palla, era un movimento complicato. E infatti non ne trova la porta, con Chimento che va a lungo. Testa ottima da parte di Bertella, ha fatto una gran partita oggi l'esterno. Petrullo vince qui il duello con l'avversario, libera Girgenti che potrebbe mettere un traversone al centro. Girgenti suola, fa sul mancino, traversone murato dallo Piccolo, che sta facendo anche lui una buonissima partita. Poi chiedeva il calcio d'angolo, ma così non è per il direttore di gara, che invece indica la rimessa dal fondo quando siamo arrivati al minuto 72 di gioco. C'è ancora tanto tempo, però mancano 18 minuti alla fine del secondo tempo e chiaramente della partita. Poi chiaramente il recupero, ci sono stati 2 gol, poi i cambi, quindi ci aspettiamo un recupero al momento cospicuo. Testa di Petrullo, di tacco, Lucera a liberare qui la velocità di Ordonez, si inserisce il 10, cerca infatti il pallone di ritorno, chiude Linner che poi vuole prendersi questo calcio di punizione ma non lo trova. Piccone di ritorno, ma sbaglia tutto. C'è tanta difficoltà adesso per il Bagheria, che vorrebbe trovare questo gol, però forse la tanta frenesia non sta giocando. Fattore positivo questo pomeriggio, le occasioni ci sono state, ma su tutte nel secondo tempo la conclusione a giro di Lucera, che per poco non si insaccava in porta. Forse avrebbe anche meritato quel gol dopo la punizione che aveva calciato anche molto bene nel primo tempo. Ballariano, rilancio e cambio di gioco, anzi un po' complicato, con Costa che deve ditreggiare di diversi metri, anche un po' arrabbiato Costa. La controlla Ballariano dopo il rilancio del portiere, poi lungo su Lucera, è veloce, la può prendere il numero 10, che però deve fare i conti anche con il rimbalzo del pallone. Ha messo il turbo, ci ha provato Raimondo Lucera. Nel frattempo crampi per Lo Piccolo, che è rimasto giù. Dunque un piccolo momento di pausa in questa partita. Anche Velardi ne approfitta per bere un attimo. Hanno speso tanto i ragazzi in campo. E poi il signore Patrizio dice si recupera tutto, quindi nessuna preoccupazione. Nel frattempo noi
Ringraziamo chiaramente tutti coloro che ci stanno seguendo questo pomeriggio in questa sfida tra Bagheria e Montelepre, con la speranza insomma che si possa tornare quanto prima allo stadio. Minuto 75 di gioco, intanto mancano 15 alla fine della partita. Gioco momentaneamente fermo, come dicevamo, per permettere allo Piccolo di rialzarsi per dei crampi. È una gara comunque molto divertente, dicevamo, la speranza è quella di vedere i tifosi quanto prima possibile allo stadio per riempire gli spalti, perché è sempre più bello vedere tante persone pronte a tifare da un lato e dall'altro, chiaramente senza distinzioni. Andrà Chimento lungo, Piccone salta, testa lunga, Vizzosero e poi lo presti dietro un po' rischiando con Canizzaro che invece va direttamente fuori, forse sì. Poi la palla rientra in campo, ma chiaramente aveva già rimbalzato fuori con Perricone che prende tutto il tempo, ma nel frattempo ci sono 2 cambi per il Montelepre. Lascia il campo Vizzosero, così come Trentacoste credo che stia uscendo. È uscito sicuramente Lo Piccolo. Dovrebbe essere intanto Gambino. Vediamo, Gambino per Lo Piccolo dovrebbe essere il cambio. E poi Vizzosero. Adesso vi diciamo per chi. Sicuramente 2 cambi quelli di Mister Mutolo. Velardi va a liberarsi, poi rimpallo. Fatto Tolomello intanto al posto di Vizzosero. E poi al posto di Lo Piccolo, adesso vediamo con Tezza, intanto Gambino, quindi Gambino e Tolomello gli ingressi di Mister Mutolo, minuto 76 di gioco. Prova a rientrare intanto Alves con tanta qualità e anche con molta tecnica, lo fa benissimo. E sbaglia intanto il primo pallone Tolomello. I cambi al momento non sono riusciti a dare quello sprint in più per quanto riguarda il Montelepre, che anzitutto anche fatta precedentemente, ma poche azioni, tanta corsa, ma poco più. Sicuramente non si può dire lo stesso invece per il Bagheria, che con Girgenti appena entrato ha trovato il gol con bell'assist. Costa, bell'azione qui di Petrullo che cerca Raimondo Lucera, poi Perricone invece fa sentire i muscoli, palla che si alza, Scalisi con il rimbalzo, poi Velardi forse c'è un tocco con il braccio, così non è, si continua con il Bagheria che continua con Ballariano, poi il rimbalzo favorisce Velardi 1-2 con la velocità di Cerniglia che viene fermato però da capitano Florio. Ha fatto una partita molto pulita, poche sbavature. Sui gol ha potuto fare veramente molto poco. Minuto 79 di gioco, anzi 78 e 25 secondi per essere precisi in tutto e per tutto. Si andrà con le mani, vediamo se ci sarà una rimessa lunga, se invece si accontenteranno di una rimessa corta. Sono tutti fuori, quindi rimessa corta chiaramente. Alves fatta, bella finta, se calcia, cerca invece un'imbucata al centro intelligente per il nuovo entrato Tolomello, ma non passa. Questa era una bella idea di fatta che poi ne fa un'altra altrettanto intelligente. Questa volta però finisce tra i piedi di un compagno. Cerniglia vuole la sponda, lotta al centrocampo ma non si riesce proprio a ridosso dell'area di rigore. Linner che ha avuto un cartellino giallo nel corso del primo tempo ma è riuscito a stare tutta la partita senza rischiare troppo. Qui fatta invece prova una giocata molto complicata, forse non è perfetta,
tentando una girata lunga, forse un po' troppo, un po' eccessiva per Fatta, che ne aveva fatte invece 2 precedentemente molto buone. Lopresti, palla che gli resta sotto, poi scambia con Piccone, ancora Lopresti, libera centralmente Petrullo, si va dall'altro lato e con Ballariano anzi Girgenti che cerca un compagno al centro, palla che si alza, rimane lì, Piccone anticipato da Super Trentacoste che veramente sbagliato pochissimo in questa partita. Ballariano, Petrullo vuole inserirsi, poi lotta con gli avversari in maglia giallo-rosa, poi Cerneia esce fuori benissimo, aggancia Ballariano, fallo, calcio di punizione. Un Ballariano che ha fatto un grandissimo primo tempo, poi forse il cambio di ruolo non è stato positivo per il set, che infatti lascia anche il campo. Al suo posto subentra un altro Costa, Alessandro. In questo caso si mette come terzino di fascia sinistra, quindi Florio Costa Lopresti. Questa la difesa di mister Angelo Tomasello, che dunque si ridisegna in questo modo. Ballariano, dicevamo, un grandissimo primo tempo, forse un po' peggio nel secondo, però ha giocato anche in una posizione probabilmente non congena alle sue qualità, sta facendo tanto bene invece nel ruolo di centrocampista come terzino, qualcosa da rivedere, però chiaramente prendiamo tutto un po' con le pinze quello che stiamo dicendo, e giusto per trovare un po' il pelo nell'uovo, come si suol dire, perché chiaramente ha fatto comunque una partita positiva, tra i migliori in campo dei suoi, ma sicuramente meglio nel primo che nella seconda frazione. Florio Lopresti col petto, bello qui l'aggancio. Costa, Florio, capitano del Bagheria, serve il neoentrato Alessandro Costa che tocca il primo pallone, anzi no, Scalisi, poi il passaggio Scalisi e poi si autolancia qui, molto bene Cernia, si prende tutto il campo a sua disposizione, Florio la tocca con il tacco e la allontana, sta per diventare un'occasione importante per un altro nuovo entrato che era in questo caso Tolomello. Poi chiude tutto invece Bertella, di prima Alves libera Cernia che non ha fretta di prendere il pallone, poi viene raddoppiato, addirittura triplicato, ma viene aiutato da Bertella che oggi sta facendo veramente una gran partita. Bagheria che nella prossima sfida invece affronterà il Castellammare, un campo complicato con una squadra che è partita sicuramente tanto bene in questo campionato. Infatti Castellammare si trova al secondo posto, dietro, davanti a soltanto una corazzata, una grande squadra come quella del Licata. Insomma, anche un po' alla vigilia, forse non ci si aspettava un Castellammare così perfetto. Fa veramente tanta paura. E il Bagheria settimana prossima, di sabato, quindi non di domenica, un giorno in meno di riposo, chiaramente rispetto alla solita routine per il Castellammare, che oggi ha vinto con il risultato di 1-2 contro la Folgore Calcio Castelvetrano. Sarà quindi calcio d'angolo, minuto 83 di gioco, vediamo se va al centro sul primo, sul secondo, va sul primo, poi la palla che si impena, Chimento con i pugni e poi Costa invece cerca una conclusione che va direttamente fuori dalla struttura, lo stadio comunale. Un Montelepre che sta attaccando un po' meno adesso rispetto al primo tempo, rispetto soprattutto ai primi minuti della seconda frazione, e infatti un po' gli esterni come Trentacoste, ma non solo, dall'altro lato anche Bertella, si sono magari fatti vedere un po' meno rispetto a prima, però hanno fatto una gran partita in entrambi i casi, addirittura per uno, ovvero Trentacoste, un assist, infatti qui si fa vedere nuovamente in avanti, e se punta l'uomo con la sola posizione di Fatta che arriva adesso
Ecco fatta, ennesima sovrapposizione di Trent Acosta, che questa volta invece cerca un'altra versione con il colpo di testa, quasi una sponda di Bertella, ma direttamente fuori. E dunque, quando siamo al minuto 84 di gioco e 30 secondi, mancano 5 e mezzo più recupero, ma ci aspettiamo un recupero abbastanza ampio tra gol, cambi e il gioco fermo precedentemente per i crampi di Lo Piccolo. Ci aspettiamo almeno 4 minuti, forse addirittura anche 5. Sbaglia il passaggio qui nettamente Scalisi, forse anche un po' stanco. Poi Cerniglia prende il pallone, Cerniglia, e qui se l'è divorato il centrocampista. Ha provato ad attaccare la porta e poi c'è un giallo. Cerniglia ha fatto il gol più difficile, ha sbagliato invece forse la cosa un po' più facile, si era autolanciato con questo sprint. Avanza Costa, sempre in impostazione il 3, poi Petrullo che si è visto un po' meno anche lui nella seconda frazione. Scalisi, palla lunga, cercare Florio che ormai sta praticamente facendo l'attaccante, lui che è un difensore, bella palla però Ordonez di testa, Chimento, palla rovesciata, la palla è rimasta lì e il gol da parte di Girgenti che la porta in porta e fa il gol del 2-2, l'ha ribaltata adesso il Bagheria che sotto di 2 reti con Girgenti, rovesciata sotto porta, fa 2-2. Doccia freddissima per mister Mutolo, che comunque deve essere sicuramente contento della prestazione dei suoi ragazzi che ha conosciuto, dicevamo, in settimana, perché è arrivato veramente da pochissimo l'allenatore ex Parmonval, sopra di 2 gol. Certo qualcosa va migliorata perché sopra i 2 gol non puoi prendere una rimonta così, però comunque dobbiamo anche essere sinceri, non era facile venire qui a Bagheria che comunque è una squadra molto molto ostica. Il gol di Girgenti che entra dalla panchina, fa gol, fa assist, e qua la domanda per mister Tomasello chiaramente è da fare. Intanto il gol di Girgenti, ricordiamo, 2-2, quindi il risultato è entrato dalla panchina e l'ha al momento decisa il nuovo entrato. Questa è una domanda, appunto, ripetiamo, che faremo sicuramente al tecnico. Nel frattempo Florio è rimasto a terra, si è rialzato adesso abbastanza claudicante. Non so se Florio potrà continuare a giocare perché sembra abbastanza dolorante, ma da capitano vuole rimanere in campo e fa praticamente l'attaccante, perché vediamo Costa, Scalisi e Lopresti, una difesa a 3 con Florio che invece si libera praticamente addirittura più avanti rispetto sia a Girgenti che Lucera che anche Ordonez, che in questo momento dovrebbe fare l'esterno a tutta fascia a sinistra. Insomma, sono saltati un po' gli schemi, ma potevamo un po' aspettarcelo. Di testa Velardi, fuori gioco. Comunque vada, partita veramente molto molto bella tra Bagheria e Montelepre. Al momento un pareggio significherebbe un punto per entrambe le formazioni, forse l'istituto potremmo dire anche più corretto, meglio il Montelepre nella prima frazione e nell'inizio del secondo tempo, meglio invece poi il Bagheria successivamente, con qualche azione realizzata comunque con i piedi soprattutto di Lucera, prima con un calcio di punizione nel primo tempo, poi invece con una conclusione a giro nella seconda frazione. Poi il cambio di Girgenti chiaramente ha cambiato un po' l'inerzia della partita, con prima l'assist meraviglioso su Ordonez e poi questa rovesciata sotto porta dopo la respinta di Chimento, forse non perfetto in quest'ultima circostanza il portiere. Allontana come può la zampata di Scalisi, palla che si impenna, la mette giù Lucera, vediamo se punta, lo sprint ancora e la forza Lucera, in salta uno, vediamo un secondo con Perricone, calcio verso la porta e non trova ancora la gioia del gol
però lo possiamo dire, Lucera lo meriterebbe probabilmente. Questa è la terza occasione importante per Raimondo Lucera, che quando si accende fa veramente tanta paura alle Montelepre, che comunque si sta difendendo molto bene, ma lo hanno mandato all'esterno, hanno sperato che non centrasse la porta e così è stato. Bella sponda, Piccone sbaglia il passaggio, bello qui invece il recupero di Tolomello, che però lascia alzare la palla, quello Presti che fa un bel recupero. Petrullo, trattenuta, si continua, poi Piccone, minuto 90. Costa alza la palla con il petto, ma c'è fuori gioco. Alza subito la bandierina, ma bisogna battere qualche metro prima e poi attendiamo il recupero. Dovrebbero essere 5 minuti. Dunque fino al 95esimo la partita. Vediamo se ci sarà un vincitore, se invece le due squadre dovranno accontentarsi, si fa per dire, di un semplice pareggio, ma è stata comunque una gran bella partita. Bagheria forse non perfetta nella prima frazione, meglio invece nella seconda, con tanto orgoglio è riuscito a recuperare 2 gol a un ottimo Montelepre. Comunque Piccone sbaglia il passaggio, poi palla che favorisce ancora il Montelepre con 30 Coste, che si può prendere il campo a sua disposizione, lo insegue Lucera, poi Velardi riesce a contenere, poi sulla pressione gli avversari casca giù, non c'è nulla, si continua. Lucera ancora il fiato e poi il rilancio perfetto dalle parti di Ordonez, che la tiene pure in campo, e poi bravissimo invece Gambino, che si fa fare il fallo mettendosi davanti con il corpo e anche con tanta astuzia. Alves di prima, gran partita anche per il 10 brasiliano. Un po' come Lo Piccolo, è partito forse un po' a rilento nella prima frazione, nei primi minuti, poi è salito in cattedra con la sua tecnica. 30 Coste di prima, palla che passa il controllo a seguire, poi chiude invece serenamente Cannizzaro, che va lungo da Girgenti, e oggi non è sicuramente una scelta sbagliata quella del 14, che fa vedere tutta la sua tecnica, la appoggia poi da Ordonez con Gambino che fa sentire il fisico. Minuto 92 di gioco, intanto Lucera fa scorrere la palla con 30 Coste e Lucera ancora è veloce, tiene questo campo, poi cerca l'imbocata centrale in mezzo ai due giocatori giallorossi e per poco non stava riuscendo, perché addirittura è stato provvidenziato per l'arrivo del terzo giocatore. E intanto fallo di Lo Presti su Fatta, che rilancia immediatamente con qualità, però il rimbalzo favorisce il Bagheria, che dunque riparte da Cannizzaro. Manca veramente pochissimo, mancano praticamente 2 minuti. Florio Costa per Riccone, perfetto qui nel corpo a corpo vis-à-vis con Lucera. Lo scorso anno sono stati compagni e tra i protagonisti assoluti della promozione, dal campionato proprio di promozione del Bagheria, che ha lottato fino all'ultimo proprio con il Montelepre, due squadre che hanno meritato abbondantemente di salire poi nella categoria successiva, ovvero quella del campionato di eccellenza. Lo Presti, finta con l'esterno, manca un minuto. Buonissima gara per il Montelepre di Mister Mutolo, che potrebbe tornare a casa con un punto da questo campo. Forse alla vigilia sarebbe stato un punto cui Mister Mutolo avrebbe anche firmato, però poi per quello che si è visto in campo e per come è andata con quei 2 gol di vantaggio, forse fanno un po' recriminare qualcosa, perché il Montelepre è andato veramente vicinissimo, anzi
a vincerla, sicuramente di più rispetto al Bagheria, che comunque ha avuto delle occasioni importanti, però tanto poco con il braccio. Il calcio di punizione con il Montreal che si lamenta un po' perché voleva giocare quella palla, invece così non è stata. Dunque un'altra occasione adesso per il Bagheria quando mancano praticamente 20 secondi alla fine della partita, e l'ultimo pallone probabilmente della gara verrà affidato a Petrullo. Quindi dovrebbe metterla in mezzo e un po' pregare che qualcuno dei compagni possa spizzare verso la porta. Arriva intanto il fisico, il signor Patrizio. Cross al centro, lontano di testa, palla che rimane lì. Girgenti! E per poco non ne fa un altro. Girgenti questa volta sarebbe stato veramente a livello del gol di Cerniglia, proprio su quella porta. È avuto 95, forse siamo veramente negli istanti finali del match. Vediamo se c'è ancora da giocare. Fallo a centrocampo. Chiedono il giallo, però non è stato un fallo cattivo. C'è ancora tempo per giocare quando siamo a 95 e 40 secondi. Credo sia l'ultima azione adesso. Guarda il cronometro, il direttore di gara con Perricone che non ha fretta. Lo gioca adesso in maniera difensiva sui compagni vicino. Cerniglia. Fatta, bella giocata qui su 30 Coste che cerca un traversone in mezzo e la palla termina direttamente fuori con Canizzaro che ha fatto prendere un po' di spaventi forse ai propri compagni. E poi con questa azione arriva anche il triplice fischio, finisce il match, finisce con i risultati 2-2 la sfida tra Bagheria e Montelepre, una gara bellissima con ben 4 gol, tanto equilibrio da recriminare sia da un lato che dall'altro, forse per un migliore primo tempo da parte del Montelepre, un secondo invece più a stampo di casa, ma il risultato comunque è questo, di 2-2. Noi intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimo è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.